HVG ha sempre puntato più sulla tecnologia, quindi ha creato poi nel tempo un SOC, quindi abbiamo una cinquantina di ragazzi, perché poi sono tutti molto giovani, e facciamo analisi di cyber security, quindi proteggiamo le reti dei nostri clienti dagli attacchi, e quindi costantemente 24 ore al giorno per 365 giorni le reti vengono monitorate, e qualche volta invece sono clienti, cioè, o meglio, per aziende che non sono clienti, che hanno subito un attacco e che rimangono bloccati proprio nella loro operatività. Ecco, Sababa invece è nata nel 2019, quindi ha una storia molto più breve, e tuttavia è molto specializzata nel mondo della consulenza OT e IoT, quindi anche adesso non è solo l'attacco alle reti, ma anche l'attacco alla parte industriale. Quindi la sfida che volevamo lanciare è: come può un player come HVG essere ingaggiante per i giovani e ottimizzare il processo di recruiting? Come possiamo far conoscere quello che è il mondo della cybersicurezza a quelli che sono magari gli studenti che oggi o domani bussano al mondo del lavoro, per attrarli verso quello che è il nostro mondo, che sta esplodendo in questo momento, ma che è ancora tanto di nicchia?